Si sono concluse ieri, 21 luglio 2019, a Napola le prime riprese del cortometraggio dal titolo Turiddu sun naturi, ideato e diretto da Giovanni Battista Pollina. La supervisione tecnica è stata affidata al noto attore Totò Borgese, che con i suoi suggerimenti ha impreziosito il set, favorendo le performance degli attori. Le prossime riprese saranno effettuate al Castello di Carini il prossimo 11 agosto, ma ora conosciamo i protagonisti. Salve a tutti, mi chiamo Marinella Vasile e sono qua in questa location sul set di Giuliano, sul Nature. È la prima volta che mi capita di recitare, soprattutto in siciliano, di questo personaggio così importante. Spero di dare il meglio e che abbiate una buona visione. Oggi abbiamo l'onore e il piacere a Napola, con il regista Giovanni Battista Pollina, di girare un cortometraggio su Salvatore Giuliano, sotto il profilo non di banditismo, che non si parla affatto, ma come sognatore. Infatti il titolo è Turiddu sun naturi, nel senso che sognava una Sicilia libera e indipendente. Mi fa molto piacere, io rappresento il papà di Salvatore Giuliano e questo è quanto. Buongiorno, io Giuseppe Furco. Ai tempi di Giuliano io ero ragazzino e quindi ho sentivo questa storia del Turiddu Giuliano. Ci fu un episodio che mio padre è andato a San Vito con mia sorella che vedeva poco e allora c'era San Vito che faceva i miracoli e quindi hanno passato la montagna dello Zingaro, Luzzo, e sono affacciati poi verso la Magani per andare a San Vito. Ma mentre che camminavano, dice che c'era la banda giuliana che frequentava in quelle poste e quindi mio padre era venuto poi preoccupato per questo, ma non è successo niente. Poi ha raccontato dopo l'episodio che ci passava, ha sentito caldo, c'era una beveratura, mio padre si mise acqua in testa. Ma quello che passava poi era la preoccupazione per la banda che si poteva avvicinare a mia sorella che era una ragazza. E niente, poi veniva a raccontare la storia a Castellammare, veniva Ciccio Bosacca che canta storia e a me mi piaceva ascoltare, quindi questo fino a per ora mi emoziona questa cosa.